Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo andati su Pro Cycling e ragazzi scusate ma ho avuto un po' di impegni e casini vari. Siamo al Picco di Forma, siamo alla Vuelta Asturias, raga, qua voglio far bene sinceramente perché sono solo 3 tappe, e sono tappe di collina, però ci voglio provare insomma ragazzi, cioè il Cume e poi questa è una tappa che può essere insomma favorevole, non troppo un arrivo in discesa e questo è un percorso, ma in realtà non è propriamente una tappa, è un giro favorevole per me. Vabbè, questa si parte subito a bomba. Ok, vai. Ok ragazzi, siamo a 19 km, adesso devo capire quando cominciare a tirare. Purtroppo della mia squadra non è rimasto nessuno e questa non è una buona cosa purtroppo. E pur avendo il picco di forma ho meno uno che non comprendo sinceramente. Questa salita qua Watch out, potrei a team member is provare. falling behind. Il pelotone è rimasto in 8 ormai. Siamo rimasti veramente in pochi, eh. Questa può essere già una tappa decisiva. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Poi c'è tanta discesa purtroppo. Questa salitina qua potrei tentare lo scattino e provare a fregarli. This climb features some dreadful percentages. Proviamoci raga, il Cume ci prova. Il Cume prova a scattare. Prova a scattare con pendenza Breakaway at the dell'11%. front. Il Cume ci prova. Dai, 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 dai. Ten kilometers remaining. Vai Cume, vai. No. La discesa è dura, siamo in 2 a 20 secondi. Ed è... 5 kilometers to the finish line. perché c'ho i cosi così? Oh, osservatore, non so di cosa. Sarà dura, eh? Proviamo. Mancano 2 chilometri. The finishing line is not far off as we're into the last descent. There goes the sprint. Provo a The dare strong tutto. men are giving their all. Dai, Cume. Wow, Dai, 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 dai. Going to be you in its No, way. mi son vince lui. Oh yes, he had enough Ma in the tank to be able to vaffancuore. put one over on the others in the group. È andata male Waiting for the tail purtroppo. end Cioè of the male, group continue secondi. to arrive. Purtroppo in volata sono abbastanza una pippa. Ah, ma è vero, non posso vedere gli altri perché sono sì, pro club, ciao. Sono nella modalità diventa un mito. Ma Dio Cristo, per un niente, Cristo santo, per un niente, peccato. Comunque l'obiettivo di tappa era top 3 e ci siamo. Però volevo portare a casa un'altra bella vittoria perché voglio il prossimo anno fare i giri, fioi. Voglio fare i grandi giri. Una tappa massacrante comunque. And here are a few of the key moments. Di niente, Brian. Purtroppo nelle volate sono una pippa. Ok. Possiamo ancora fare bene comunque. Ok, sono contenti. Tra 9 giorni inizia il Giro d'Italia. E noi dobbiamo fare ancora gli spettatori purtroppo. Questa
Interessante. Ok raga, mancano 19 km, io direi che è il momento di darsi una svegliata. Adesso tra poco comincia diciamo la salitella. Eccola qua, e qua io provo ad attaccare, non ho alternative. Non è che posso fare tanto altro. Il porco di dov'è il... Ecco The Plus. Il porco di The Plus. 15 kilometers to the finish line. Mancano 7 km all'arrivo di montagna. Al Gran Premio della Montagna. Mi manca ancora un po', però 2 più 2, cioè, sono veramente in forma, ci devo provare, raga, cioè, non ho alternative. 10 kilometers remaining. E il Cume ci prova, il Cume scatta, il Cume scatta. None of the favorites is giving an inch. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Non va molto in porto però la... Purtroppo non va molto bene. Riproviamoci. Il Cume ci riprova ad attaccare. And off he goes. He's giving it one last go. Mamma mia, raga. The Plus è qua. Solo che io ho usato tanta energia, ci ho provato. Watch out. A team leader is falling behind. Niente da fare purtroppo, niente da fare. Il Cume ci prova ancora, altro scattino insieme a Soler. Things are hotting up at the front. Niente da fare, dai Cume, dai Cume. Niente. Purtroppo sono più forti. Cioè sono più forti. Le salite brevi così non sono il mio forte purtroppo. Only 5 kilometers left. Purtroppo se andiamo in volata sarà cioè... And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Niente da fare. And there goes the mad burst for the final sprint. Vai, provo a partire un po' prima e vediamo. Ciao signori. Niente, sugli sprint sono proprio una pippa obesa. Ancora The Plus. Puttana minchia, noi podio per fortuna. Me coglioni, sto Lorenz The Plus. Very compliment Lorenz, very compliment. Stiamo facendo il massimo, sembra che il picco di forma, ma non ce la facciamo. Purtroppo è andata così. Che palle, però un secondo e un terzo posto, cioè abbastanza da rosicamento, vabbè. And here are the race highlights that we've selected for you. I risultati. The Plus, The Cazzo. Bene, nella globale siamo sempre secondi, però a 10 secondi. Vabbè, siamo primi nella classifica scalatori, ma sinceramente preferivo essere primo nella classifica generale, ma pazienza. No, sto picco di forma me lo aspettavo un po' più cicciotto, invece nel senso abbiamo fatto un secondo, un terzo posto. Ultima tappa ed è un percorso, quindi la vedo alquanto impossibile. Dai.
l'obiettivo è stare in top 3 comunque della generale. Ok, mancano 14 km, ma purtroppo quando si tratta di percorsi abbiamo pochissime chance, ahimè. Another attack in the leading group. No, 28, ma puttana. Vado anche a sbagliare. Solo il come può fare queste stronzate. Ma non mi faranno mai andare via, sono un uomo di classifica, fiori, cioè. Ah, scalatori, perdo anche la scalatori, Dio madonna. Che bello. Only 10 kilometers left. Spara, perché? Ma è il mio uomo che tira. È un coglione, cazzo, non tirare, Dio madonna. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. He crashed off and he's not getting up. Qualcuno è I hope it caduto. isn't too serious. Several riders are on the ground, but it doesn't look too serious. Dai però, Belletti è morto, ma... Il Cume ci prova, qualcosa di impossibile all'ultima tappa, ma il Cume ci prova. Il Cume di rabbia, il Cume di rabbia, il Cume di rabbia. Purtroppo. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Dai. Il Cume ci prova ancora. Ma stanno tirando gli altri maledetti. Questi stronzi non tirano. Devo tirare io tiro anche, ma... A rider drops out. And they're off. It's going to be very fast. Alla fine arrivo terzo ancora. That's just fantastic. Ma chiaramente non penso possa bastare per fare con gli abbuoni, vedremo. Però ragazzi, no, si vede che il picco di forma vado bene che su queste tappe qua, il problema è che non serve un cazzo. And here are a few of the key moments. E mo vediamo. Adesso vedi, boom. Ulissi. Allora, nella globale, non ci credo, per 6 fottutissimi secondi. Per 6 secondi perdo la Vuelta, ma puttana miseria, che sfiga, oh. Vabbè. Va bene, secondo in generale, così, ciao. Adesso vediamo nel calendario cosa abbiamo. Insomma, un po' di pausa adesso. Allora, Asturia. Abbiamo sempre in Spagna Vuelta de Aragon. Livello 13 per il giro, spero di arrivare a 13 il prossimo anno, porca paletta. Ok, adesso abbiamo Aragon e poi andiamo direttamente qua. E qua abbiamo ben poco qua. Austria e Portogallo, 11 tappe. Me coglioni. Ok, vabbè. Quello può essere un bel banco di prova, un mezzo giro praticamente. Ma facciamo anche la Volta di Aragone e poi chiudiamo. Ok ragazzi, abbiamo 2 tappe, le facciamo, simuliamo, tanto sono pianura pura. Ok. L'importante è che non sia caduto roba, se no bestemmio. Ok. Che palle però non poter fare il Giro d'Italia, cioè. È che il secondo anno mi sembra neanche nell'altra carriera non ce l'avevo fatta, purtroppo.
seconda simulation. Ok. E vai di terza, poi i campionati. Il prossimo video sarà bello succulento con i campionati italiani e le robe varie. San Sepolcro Firenze. San Sepolcro. Ok, questa è tappa perfetta per me, però volevo capire una cosa. Ancora il picco, fioi. Ragazzi, possiamo vincerla. Ma non ero io. Poi di averla già vinta questa, no? Sto sparando una cagata, una delle tante cavolate comendiane? Aspetta. Risultati. Classifiche. Archivi. Vediamo. Non credo sia una 2H, forse proprio. Ah no, 2019. No, no, ho fatto un cazzo. Ok, scusate. Ok ragazzi, mancano 10 km. Picco di forma e più 2. Non posso Only avere 10 paura. kilometers left. Qualcuno è scattato, ma non mi fa paura. Adesso con calma. Adesso decidiamo noi cosa fare. Siamo i strafavoriti, quindi. Cioè, no, ma sei ancora The Plus. Mi sta tormentando. Sport me lo compro quando faccio la modalità carriera. The Plus, l'idolo della Sud, The Plus. Quanto me lo godo The Plus. And off he goes. He's giving it one last go. Io però sono infermo e devo rischiarla, cioè, ho voglia di tirare. Pendenze del 9,4. E il Cume prova a sgallettare 1,91 m di drogatezza, fioi. Ok. Ho accumulato qualcosa. 16 secondi, però poca roba. Il Cume ci riprova. Deve provare a fare un solco il Cume. Il Cume prova a fare un solco, 32 secondi. Adesso deve dare tutto veneziano. Adesso è il momento di spingere Cume. Adesso è il momento. Dai Cume, questa la voglio vincere, cazzo. Abbiamo più 2, 83 montagne più picco di forma massimo. Li stiamo dando un minuto, li stiamo dando un... No, stiamo un po' recuperando adesso. Kudas, ma sono lontani, sono lontani. Sono lontani ragazzi, sono lontani, sono soldi. Un veneziano che sta sfruttando la forma massima e vuole portare a casa la vittoria di tappa e del giro anche. E il Cume ancora ingordo, insaziabile, ci prova ancora, vuole ancora secondi, bravissimo, 1,11, 1,11. Veramente sta trionfando, cazzo. Lo voglio così al Giro e al Tour de France, però. Lo vogliamo così al Giro e al Tour, ma intanto accontentiamoci di questo dominio. Non potevano veramente fare. Queste sono le mie tappe, ragazzi. Con un arrivo così in salita, con un picco di forma massimo e più 3, più 2, era impossibile no vincere. Yes! Gli altri dove sono? Il primo arriva con 1 minuto e... No, neanche... 2,14 ragazzi, umiliati. Come così non si vedeva dai tempi della carriera di 2 anni fa. Lawrence De Plus mi gasa però, il buon De Plus.
Oh, Lorenz de Plus, la 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 la. Ok, possiamo andare? Sì, la gente arriva con tipo 6 anni di ritardo. Nella prossima, sicuramente nella prossima, nel prossimo video, non so se potremo già, sono curioso di vedere il Tour del Portogallo perché 11 tappe è veramente un banco We've di selected prova. the following highlights for you. Buono, yes. Dai, devo arrivare a livello 13 quest'anno, fioi. Doppio colpo per Ardite e massacriamo tutti e ci portiamo a casa. Prima classifica generale e godo, madonna. Quarto giovani, mamma mia, infatti 18 vittorie, madonna ragazzi. Adesso tra 5 settimane sono un bel po' di riposo, ragazzi. No, i coglioni non ho riposo. No, sì, ho riposo, facciamo prima l'Italia e poi il giro di Österreich. Andiamo in Austria. Ok, vediamo l'allenamento. Eh, tu, 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 tu. La fatica, pausa. Facile, facile. No, aspetta, per non fare anche così però. Facile. Ok, perfetto. Buono raga, ho sotto il commento del veneziano. Alla prossima. Ciao!